C'era una volta una ragazza chiamata Rosa, nata in una terra lontana e luminosa. I suoi genitori erano ricchi e desideravano per lei una vita serena e felice. Fin da piccola, Rosa era diversa dagli altri bambini. Aveva un cuore puro e una fede profonda che la rendeva speciale. A soli 5 anni, Rosa decise di dedicare la sua vita a Gesù, il suo amore eterno. Quando imparò a leggere, il primo libro che scelse fu La vita di Caterina, una santa che Rosa ammirava moltissimo. Da quel momento Rosa cercò di seguire l'esempio di Caterina, vivendo con devozione e semplicità. Crescendo, Rosa iniziò a isolarsi dal mondo. I suoi genitori desideravano che si sposasse, ma Rosa, con il cuore pesante, rifiutò. Sapeva che la sua strada era diversa. Un giorno, Rosa rifletté sulle parole del Vangelo. Se vuoi essere perfetto, vendi tutto ciò che hai e seguimi. Così decise di entrare in un monastero di domenicane. Qui la sua fede e il suo amore per Dio crebbero ancora di più. Rosa svolgeva i lavori più umili con gioia, vedendo ogni fatica come un'offerta al Signore. Per 15 anni Rosa affrontò grandi prove e sofferenze. Fu perseguitata da estranei, ma mai perse la sua fede. Durante questo periodo ricevette il dono delle nozze mistiche, un legame speciale con Gesù. Nei momenti più difficili, Rosa pregava: «Signore, fatemi soffrire di più, purché non mi sia tolto il vostro amore». Dopo tante prove, il Signore le concesse momenti di consolazione e visioni divine. Rosa parlava spesso con la sua amata Caterina, che le appariva per darle forza. In una di queste visioni, Gesù le disse: «Rosa del mio cuore, tu sei la mia sposa». Da quel momento, Rosa pensava solo a Gesù. Anche durante la notte vegliava e pregava. Un giorno Gesù le disse: «Preparati, le nozze si avvicinano». Il giorno seguente, tra le lacrime delle sue consorelle, Rosa lasciò questa terra per incontrare il suo sposo celeste. La sua vita fu un cammino di amore e sacrificio, un esempio di fede e devozione per tutti coloro che la conobbero. Rosa, il fiore dell'America, continua a ispirare chi cerca la bellezza della fede e la forza dell'amore divino. La sua storia è un profumo di celestiali virtù che rimarrà per sempre nei cuori di chi crede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.